Vincitore, 23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2012. Quest'oggi continueremo la nostra carriera in single player dirigendoci all'interno di un nuovissimo tracciato, ovvero quello di Valencia in Europa. Per quanto riguarda le nostre email che ci danno notevoli informazioni sul tracciato e soprattutto sulle condizioni meteorologiche che avranno luogo domenica alle 15, ci sarà un sole che spaccherà le pietre con ben 25 gradi centigradi e soprattutto una temperatura dell'asfalto che supererà la norma. Per quanto riguarda la nostra posizione in qualifica necessaria, come viene richiesta appunto dagli obiettivi, è la 10ª posizione. Vedremo adesso nel momento in cui ci dirigeremo al box Williams quello che siamo riusciti a ottenere nella sezione di qualifiche di sabato. Per quanto riguarda il nostro obiettivo in gara sarà il 7º posto. Benissimo, allora diamo un'occhiata innanzitutto alle informazioni quindi di questo circuito per vedere come affrontare tutte le peripezie nella maniera adeguata. Allora, eccoci qui, stiamo percorrendo un giro sul circuito di Valencia. bene. Rallenta prima dell'ultima curva per poi accelerare in uscita e sul rettilineo usando DRS e KERS per raggiungere velocità elevata sul traguardo e alla prima curva. Acceleratore premuto al massimo, 7ª marcia, curva a destra, poi guarda a sinistra il cartello dei 100 metri, rallenta e scendi in seconda. C'è una via di fuga sulla sinistra se ti serve, ma non in qualifica. Ora procedi verso la curva 4, stringi sul cordolo interno e tuffati nella curva 5. Questo dovrebbe aiutarti a mantenere la traiettoria ideale. Usa tutto il cordolo nell'uscita della curva 5. Procedi verso la curva 8, assicurandoti di essere in linea retta prima di affrontare la curva a destra. Seconda marcia, 80 km/h prima del ponte, e poi c'è la curva 10. Rallenta prima marcia e accelera al massimo in uscita di curva usando DRS e KERS in qualifica. In gara avrai l'opportunità di effettuare un sorpasso se mantieni il ritmo entrando nella curva 12. Frena al cartello dei 100 metri, scendi in seconda, sacrifica l'uscita per aprire la doppia curva a sinistra e accelera in modo delicato prima di inserire la vettura, quindi apri la curva 14 al massimo. Evita l'AstroTurf in uscita perché ti rallenterà sul dritto verso la collinetta e il tornante stretto a destra. Frena in linea retta evitando di bloccare il retrotreno e inserisciti nella curva a destra. Sacrifica l'uscita per affrontare al meglio la curva a sinistra e poi a destra. Se puoi, accelera al massimo, ma mantieni il controllo della vettura. Non si possono commettere errori nell'uscita della curva 20. Passa dalle barriere e frena in linea retta nella curva 25. Accelera con attenzione e usa KERS e DRS un'ultima volta, cercando di evitare il cordolo. Giro a Valencia completato. Come potete ragazzi è un giro, anzi un circuito davvero molto complicato, molto pieno di difficoltà. Vedremo un po' di affrontarlo nella maniera adeguata. È circa 5,5 km, quindi un giro di circa 1,55 di tempo. Allora, vedremo un po' di catapultarci immediatamente nel box di Williams e daremo un'occhiata alla nostra posizione accumulata negli scorsi giorni. Eccoci finalmente all'interno del nostro box Williams ragazzi, con i nostri cari ingegneri alla nostra sinistra e destra, il nostro Maldonado alla nostra destra, eccolo qui con la sua autovettura. Diamo un'occhiata intanto alla nostra sfida testa a testa, a quello che sta accadendo all'interno della casa inglese. Per quanto riguarda i punti totali in campionato siamo in netto vantaggio, anche se Pastor Maldonado è stato migliore in qualifica, come potrete vedere anche quest'oggi. Diamo un'occhiata innanzitutto al nostro pad generale. Abbiamo guadagnato la 14ª posizione, mentre Pastor Maldonado la 5ª posizione, quindi si ritrova all'interno delle prime file, però cercheremo di dare del nostro meglio. Come avete appena potuto sentire dalla nostra guida introduttiva, è un circuito davvero molto complicato, un circuito che richiede una notevole attenzione, quindi 5,4 km con circa 350 curve, è un circuito molto particolare. Vedremo un po' innanzitutto di dare un'occhiata all'assetto per affrontarlo nella maniera adeguata. Per quanto riguarda la sezione aerodinamica, ho utilizzato un angolo alettone anteriore e posteriore abbastanza elevato per affrontare sia le curve che i rettilini in maniera adeguata, sfruttare la velocità massima bilanciata, un'ottima stabilità in curva. Per quanto riguarda la frenata, il bilanciamento è stato impostato più sul posteriore che sull'anteriore in modo tale da ottenere un leggero sovrasterzo, mentre
la pressione dei freni è stata impostata in maniera alta, in modo tale, perché è più una particolarità mia per trovarmi meglio soprattutto al termine del rettilineo, in modo tale da entrare in maniera adeguata in curva. Ok, per quanto riguarda la barra antirollio anteriore e posteriori sono state posizionate in modo tale da ottenere soprattutto molta aderenza in curva, come ci indica appunto la nostra barra antirollio anteriore, e per quanto riguarda la barra antirollio posteriore è stata settata di conseguenza al fine di non perdere soprattutto tanta aderenza nel momento in cui usciamo da determinate curve che nel circuito daremo un'occhiata. Per quanto riguarda l'altezza del suolo delle sospensioni, sono state posizionate molto basse in modo tale da sfruttare la nostra agilità dell'autovettura, quindi come possiamo dire la nostra reattività e trazione. Per quanto riguarda invece il cambio, l'ho lasciato in maniera adeguata, quindi in maniera un pochino media, diciamo così, per quanto riguarda accelerazione e velocità massima, visto che ci sono notevoli curve che hanno bisogno di un'accelerazione abbastanza moderata e diversi rettilini dai quali si può ottenere una leggera velocità massima, come per esempio 320-330 km/h. Per quanto riguarda invece l'allineamento, qui abbiamo una situazione un pochino particolare, ovvero ho alternato un po' la stabilità in curva con la campanatura anteriore e posteriore con la stabilità in rettilineo. Per quanto riguarda invece la nostra strategia del carburante che andremo quest'oggi a elaborare, credo di montare i pneumatici duri al giro numero 6, visto che abbiamo 14 giri disponibili, e non avendo completato la Q3 sono riuscito a terminare alla Q2 al 14° posto. Credo che possiamo sfruttare i nostri pneumatici alla maniera adeguata. Vediamo un po'. Allora, innanzitutto possiamo catapultarci direttamente, ragazzi, alla nostra 14ª posizione, però la strategia del carburante la possiamo lasciare su prudente, perché mi trovo davvero molto meglio delle altre due strategie. Bene, scendiamo in pista, vediamo quello che abbiamo riservato per oggi. Eccoci ragazzi all'interno della nostra postazione di partenza, abbiamo Vettel alla nostra destra e Glock dinanzi a noi, le autovetture rombano il loro motore, 5 semafori accesi ed ecco che inizia il Gran Premio di Valencia. Le autovetture partono dalla loro posizione di partenza, Hülkenberg, Glock, Felipe Massa dalla nona posizione, il ferrarista, si cerca un passaggio all'esterno per quanto riguarda questo sorta di guadagno delle prime posizioni ed ecco che la Williams riesce a guadagnare un ottimo vantaggio sfruttando il cordolo all'interno. Intanto una lotta gomma contro gomma con Pastor Maldonado che viene superato all'interno e viene Van Helgen colpito sulla paratia anteriore della sua autovettura da Pastor Maldonado. Una lotta all'ultimo sangue con il compagno di squadra. Adesso si va come dei treni verso il primo settore, affrontando nella maniera adeguata queste prime curve che ci porteranno direttamente alla sezione del ponte numero 1, il quale ci porterà direttamente a questa maledetta curva che anche in qualifica, ragazzi, rompeva un pochino le scatole ed ecco che Van Helgen tocca un attimo l'angolo interno della protezione interna e a quanto pare viene rallentato di una manciata di secondi, ma a quanto pare riesce a riprendersi partendo in settima marcia a circa 280 km/h con Grosjean a circa 1,5 secondi dalla sua posizione iniziale. Vediamo un po' di andare nella maniera adeguata. Circuito di Valencia, ragazzi, molto ma molto complicato, vediamo di affrontarlo nella maniera adeguata. Stiamo tenendo ancora la strategia carburante numero 1, attenzione, ok, vedete un po' quanti rettilini che ci sono disponibili, molto ma molto longevi. Vediamo qua alla salita della collinetta si riesce a raggiungere una velocità di circa 300 km/h e Paul Di Resta riesce a guadagnare addirittura la quarta posizione passando il compagno di squadra di Van Helgen, ovvero la Williams. Quest'oggi probabilmente riuscirà a guadagnare qualche punto, vediamo un po' se riesce a finire nella zona punti anche Pastor Maldonado. Adesso all'interno dell'ultima sezione del terzo settore vediamo un po' se si riesce a sfruttare al massimo il nostro motore Renault impostato alla massima potenza all'interno di queste ultime chicane. Eccola qui la maledetta curva, questo dannato tornante, vediamo un po' se riusciamo a affrontarlo nella maniera adeguata. Perfetto, vediamo ancora Paul Di Resta dietro di noi che cerca di fare qualcosa. Abbiamo carburante ancora per 4 giri, va molto bene, 1,52 come giro iniziale, non va piuttosto male tranne quel piccolo errore all'entrata della prima curva. Attenzione nuovamente al primo settore, vediamo quello che si riesce a combinare. Abbiamo le gomme abbastanza fresche tranne le gomme posteriori per come possiamo dire, per la scelta della barra antirollio, ragazzi, l'ho impostata più sul posteriore, quella posteriore l'ho alzata davvero parecchio e quindi per quanto riguarda questo fatto le gomme posteriori sono soggette a un'usura davvero molto ma molto rilevante. Ok, si entra nuovamente alla sezione del ponte numero 1, questo ponte bianco e questa dannata curva, guardate un po' quanto è difficile, perché è una curva dove è necessario scendere da una velocità di circa 300 km/h a 80 km/h, come dice appunto la nostra guida, e scalare in seconda marcia, e ovviamente è molto facile perdere aderenza. Comunque dalla terza posizione si prospetta un'ottima gara. Intanto abbiamo impostato la nostra sosta al sesto giro, quindi stiamo molto attenti soprattutto ai nostri meccanici Williams che facciano il loro dovere.
esserci pioggia oggi. Meno male, non dovrebbe esserci pioggia. Ripensandoci ragazzi, non ho effettuato ancora un gran premio con la pioggia. Mi è capitato effettuare qualche sessione di qualifica, qualche prova libera con la pioggia, però mai veramente un gran premio con la pioggia, ed è una cosa che mi dispiace, perché davvero giocare con la pioggia è qualcosa di più figo, molto più bello. Ovviamente giocare sull'asciutto rende la gara molto più competitiva e lascia sfruttare le autovetture e l'abilità dei piloti al massimo, però ovviamente giocare con la pioggia è sempre molto carino vedere come gli sviluppatori hanno pensato di rendere realistico questo fattore. Ok, nuovamente all'entrata del terzo settore, vediamo se riusciamo a frenare nella maniera adeguata. Vedete un po' perché ho impostato la pressione dei freni in maniera adeguata, in modo tale da sfruttare la velocità massima in rettilineo e in seguito riuscire a frenare nella maniera adeguata. Il DRS ora disponibile, può essere attivato quando ti trovi nella zona prestabilita per l'uso del DRS e la vettura che ti precede ha un distacco inferiore a un secondo. Benissimo, a quanto pare il DRS, ovvero l'ala mobile posteriore, è possibile utilizzarlo soprattutto in eventuali tratti del circuito. A quanto pare il nostro Grosjean è andato avanti come un treno. Mi sto specializzando più su una tattica difensiva per mantenere questa terza posizione, per non rischiare troppo ragazzi, perché davvero la terza posizione va più che bene. Sto cercando di mantenermi agli obiettivi pre-campionato, ovvero quelli che ci hanno assegnato. Attenzione, maledizione, questa dannata curva, vedete un po', la riconosco soprattutto perché alla sinistra di questa curva c'è l'erbetta, quindi me la ricordo benissimo. Allora, vediamo un po', terzo giro su 14, sono giri particolarmente lunghi, ovvero abbiamo circa 72 km da affrontare. Ed ecco Paul Di Resta sfruttando il DRS, tenta il sorpasso all'esterno, ma a quanto pare è costretto a riprendere la scia della Williams, che quest'oggi è riuscita a ottenere una terza posizione. Anzi, vediamo un po' se riuscirà a farlo nella maniera adeguata. Vedete un po' questa curva che ho appena adesso affrontato, è una curva davvero molto particolare, e soprattutto su questa curva mi sono basato per sviluppare l'ultima parte del mio assetto, proprio perché quest'ultima curva implica praticamente una sorta di stabilità sul retrotreno che è notevole nell'accelerazione che abbiamo nel momento in cui usciamo fuori dalla curva. Attenzione, abbiamo migliorato addirittura di un decimo di secondo, adesso probabilmente l'abbiamo perso, dannazione, sono uscito un pochino fuori pista, maledizione, abbiamo perso qualche decimo di secondo. E Paul Di Resta, Michael Schumacher, il tedesco, l'esperienza, riesce a passare Paul Di Resta probabilmente all'interno di quella chicane che abbiamo sbagliato noi. Oddio, nuovamente Michael Schumacher con la sua dannata autovettura tenta un passaggio all'interno, vediamo un po' quello che riesce a combinare dagli specchietti, riesco a vederlo, tenta di annusare il nostro alettone posteriore, ha probabilmente impostato. Che Schumacher si fermerà ai box tra 4 giri. Schumacher si fermerà ai box tra 4 giri, quindi all'8º giro ragazzi. Meno male che il nostro ingegnere è una sorta di hitman, entra nei box avversari e tenta di spiare un po' tutto quello che succede. Gran Premio di Valencia che in Formula 1 2011 non avevo avuto modo di rappresentarlo proprio perché avevo avuto qualche problema con l'audio, ma adesso vediamo un po' di affrontarlo nella maniera adeguata. Quindi primo Gran Premio di Valencia nella storia di Formula 1, della serie Formula 1 ragazzi. Ok, nuovamente maledizione. Passiamo all'attenzione del ponte, vediamo di sfruttare questo KERS nella maniera adeguata. La curva maledetta, il tornante della morte ragazzi, questa volta affrontato in maniera adeguata. Diamo un'occhiata all'usura dei nostri pneumatici, abbiamo il pneumatico posteriore destro molto ma molto usurato, ma soprattutto anche quello anteriore. Attenzione, Michael Schumacher tenta un passaggio all'esterno, il ferrarista non riesce a completare il sorpasso per una presenza del muretto esterno, ma a quanto pare la Sauber di Paul Di Resta tenta di passarci, ma a quanto pare gli abbiamo sbarrato, gli abbiamo chiuso la porta in faccia, non riesce a passarci perdendo notevoli secondi ragazzi. La Williams quest'oggi va come un treno, proprio un leone che tenta di tenersi la sua preda tra gli artigli, proprio una potenza di questo motore notevole. Il nostro Maldonado deve essere probabilmente all'interno dell'8ª posizione, vedete un po' come riesce Maldonado a ottenere notevoli tempi. Io ve lo ricordo soprattutto nelle qualifiche che riusciva addirittura ad arrivare primo nelle prime sessioni, ma poi pian piano andava a perdere posizioni pian piano che le altre autovetture sviluppavano il loro assetto, mentre Van Helgen ha una sorta di, come possiamo dire, di forma mentis diverso, però riesce a ottenere notevoli prestazioni in gara, che credo che è quella migliore. Ok, andiamo nuovamente con Paul Di Resta, questo dannato inglese nuovamente dietro di noi, che cerca di annusare i nostri scarichi che sono stati migliorati, soprattutto perché in questo circuito ho avuto la possibilità di migliorare la resistenza aerodinamica e soprattutto anche la potenza degli scarichi, per evitare quindi l'usura dei pneumatici, effettuando diverse prove all'interno delle prove libere stesse. Nuovamente al primo settore, vediamo quello che riusciamo a combinare, stiamo migliorando sempre un giro dopo l'altro. Questa volta ho rallentato un pochino all'interno
all'interno di questa prima curva. Dannazione, attenzione, si perde un po' di aderenza. Paul di Resta tenta il sorpasso all'esterno. Mamma mia, ho utilizzato un po' di KERS in uscita e stavo per perdere l'aderenza, ragazzi. Quinto giro, al prossimo giro entreremo in box. Vedete un po', ho perso notevoli decimi di secondo per quanto riguarda il giro precedente. Vedete un po' adesso come l'autovettura perde aderenza. Ah, attenzione, eccoci qua, perché non volevo affrontare nella maniera adeguata questa curva. Vedete un po' quanto è rompiscatole, perché proprio si va a perdere notevole vantaggio. Ok, vediamo un po', Paul di Resta adesso tenta di ottenere il passaggio all'interno. Dobbiamo costringerlo a passare alla nostra sinistra, però a quanto pare non ci è riuscito. Vediamo un po' di utilizzare nella maniera adeguata i nostri freni, che a quanto pare adesso saranno in temperatura insieme alle nostre gomme, ai nostri pneumatici. Perez riesce a passare Paul di Resta, una gara proprio per il terzo posto, perché come potete vedere tentano di soffiarcelo. Mettiamoci adesso la miscela 3, ovvero la miscela elevata, in modo tale da avere un'accelerazione più cattiva, più scattante, ma a discapito della nostra aderenza. Perfetto, andiamo nella maniera adeguata, ottimo, siamo rallentati di circa un secondo. Dannazione, vabbè, ho effettuato innumerevoli errori all'entrata dei primi settori. Adesso ovviamente le ripercussioni sono notevoli. Vediamo soprattutto di migliorare all'interno del prossimo giro, ovvero il giro in cui entreremo ai box, ragazzi. Andiamo a tutta manetta, benissimo. Ok, nuovamente qui all'entrata di questo ultimo tornante. Perez nuovamente riesce a guadagnare la quarta posizione. Attenzione, benissimo. Fai attenzione, la vettura alle tue spalle deve limitare il consumo di carburante. La vettura alle nostre spalle deve limitare il consumo di carburante, ragazzi. Andiamo, perfetto. Siamo pronti per il pit stop, rientra questo Dovete giro. mettermi pneumatici duri però, Attenzione, maledizione, ragazzi. Mi sto un attimo confondendo con le impostazioni del volante. Pneumatici duri, perfetto. È confermato, alla prossima sosta monterai le gomme Perfetto, dure. avevo un attimo sbagliato, ragazzi, avevo impostato le gomme morbide perché nella selezione del carburante c'è un po' di confusione, però adesso le gomme dure verranno montate immediatamente, dato 6 decimi di secondo guadagnati per quanto riguarda il nostro giro precedente. Con un po' di KERS si riesce a guadagnare notevoli decimi di secondo. Intanto Perez nuovamente cerca di annusare i nostri scarichi posteriori, come potete ben vedere, molto vicino alla nostra posizione. Utilizziamo il nostro KERS nella maniera adeguata ed eccolo nuovamente dentro il passaggio all'esterno, ma a quanto pare viene rallentato e obbligato praticamente a tornare alla sua quarta posizione. Vediamo un po', affrontiamo nella maniera adeguata queste ultime chicane prima della presenza all'interno del nostro muretto Williams, e soprattutto vediamo un po' i piloti che andranno a fermarsi quest'oggi. Diamo un'occhiata ai nostri pneumatici. Vedete un po' che adesso sto andando ancora un pochino più piano per l'aderenza diminuita dai nostri pneumatici posteriori, che non hanno ovviamente la loro integrità. Rientra ai box. Il nostro ingegnere probabilmente ci avrà detto di entrare ai box. Vedete un po' come abbiamo migliorato, numerevoli secondi guadagnati. Vedete un po' 1 secondo e 800 all'interno del nostro cronometro principale. Benissimo, vediamo un po' quello che riusciamo a combinare. Attenzione a questa erbetta alla nostra sinistra. Abbiamo ancora notevole carburante da sprecare nell'ultima fase della gara. Terzo posto, ragazzi, che ci serve davvero come il pane. Ecco qua l'entrata dei box. Attenzione, non mi ricordavo precisamente dove fossero. Benissimo, ecco qua numerevoli meccanici Ferrari, meccanici Williams. Ecco qua addirittura meccanici Lotus. Traiettoria ideale. Il nostro ingegnere ci avrà detto qualcosa di importante, però a quanto pare non ce ne frega niente. Stiamo per montare pneumatici duri, pneumatici molto freddi. Vediamo un po' Petrov, Della Rosa, Kobayashi che passano davanti al muretto principale. Guardate un po' del pubblico che abbiamo disponibile. Nona posizione, vediamo se riusciamo a passare Pic, che sta passando adesso dal muretto. Usciamo immediatamente, attenzione a non perdere aderenza. Ok, con molta calma. Non sono previste altre soste ai box, cerca di preservare. Preserviamo i pneumatici, ragazzi, ma attenzione a Mark Webber. Questa Red Bull quest'oggi non sta ottenendo vantaggio nella maniera adeguata. La vedevo soprattutto in qualifica, che non riusciva a ottenere la posizione adeguata. Vedete un po' questo campionato come si è evoluto in maniera diversa. Vediamo un po' Lewis Hamilton, ovvero la Mercedes, che non è molto rilevante, ma invece è questa scuderia inglese davvero che sta prendendo davvero forma ogni gara che passa in avanti. Attenzione, innumerevoli errori sempre all'interno di questa dannata curva. Perfetto, dobbiamo fare entrare in temperatura i pneumatici, che per adesso saranno a temperatura ambiente. Vediamo un po', diamo un'occhiata, teniamo sempre presente la nostra sezione del riscaldamento delle gomme sul punto del riscaldamento del motore. Ottimo, vediamo un po' adesso cosa faranno i nostri avversari. Mi ricordo che il nostro ingegnere aveva detto che Michael Schumacher aveva l'opportunità di fermarsi all'8° giro, e forse è quello che ci interessa di più. Attenzione, la sesta posizione, la sosta al 6° giro mi sembra davvero un'ottima idea, perché non siamo stati rallentati molto. Il pit stop è stato molto veloce, soprattutto siamo riusciti a tornare in pista con una notevole carica. Felipe Massa, 12ª posizione. Quest'oggi la Ferrari non sta ottenendo notevole vantaggio, per quanto il loro ingegnere alle tue spalle a solo 2 secondi
secondi di svantaggio. Se commetti un errore potrebbe provare a sorpassarti. Attenzione, 2 secondi di svantaggio per quanto riguarda Felipe Massa, però adesso siamo stati bloccati un po' da un problemino tecnico, ma a quanto pare ci siamo ripresi. Diamo adesso un'occhiata al muretto dei box, quello che sta accadendo, vediamo un po' di ritornare nella maniera adeguata, presto, vediamo di uscire immediatamente fuori dalla curva, vediamo un po' le autovetture lasciano il muretto dei box, ecco che stanno per uscire, Petrov probabilmente ci soffierà la posizione. C'è molto traffico ai box in questo momento. Fai attenzione ai piloti in uscita. Ecco i piloti in uscita dalla pit lane. Hülkenberg, sesta posizione ragazzi, vediamo se si riesce un passaggio all'esterno, pneumatico contro pneumatico, ma tramite l'utilizzo del nostro KERS siamo riusciti a ottenere la sesta posizione. Vediamo un po' dannazione, questi pneumatici duri non mi permettono di andare avanti nella maniera adeguata. Continua così, il tuo piazzamento attuale è migliore di ben 6 posizioni rispetto alle nostre. Perfetto, 6 posizioni in avanti secondo le nostre previsioni. Adesso ragazzi ci punteremo più su una tattica di recupero. Fai attenzione, la vettura alle tue spalle deve limitare il consumo di carburante. Perfetto, la vettura, attenzione, oddio, la vettura alle nostre spalle deve mantenere il consumo di carburante, ma mi sa che tramite questo errore per ascoltare l'ingegnere sono uscito fuori pista. Appena torno in box gli do un pugno ragazzi, gli faccio saltare la dentiera nella maniera adeguata. Attenzione che dietro di noi Hülkenberg tenta il passaggio all'esterno, ma a quanto pare non ci riesce perché probabilmente era davvero molto lontano dalla nostra posizione. Ma non devo effettuare altri errori, devo concentrarmi sul guadagno della quinta posizione. Speriamo che adesso qualche altro pilota entri ai box, dannazione. Vediamo un po' nella maniera adeguata, vedremo di affrontare questa ultima sezione della collinetta. Abbiamo adesso notevole carburante all'interno del nostro serbatoio per distanziare un po' il nostro pilota che ritroviamo nelle retrovie, il nostro caro Felipe Massa. Ok, attenzione, benissimo, i pneumatici attenzione saranno in temperatura, ottimo. Felipe Massa intanto tenta un passaggio all'esterno ma non ci riesce, vediamo un po' quello che riusciamo a combinare. Ancora Perez davanti a noi, i meccanici saranno stati davvero molto più veloci, o forse ancora Perez non si è fermato, daremo un'occhiata più avanti. Ok, ed ecco che qualcuno probabilmente entrerà all'interno dei box, perfetto, attenzione taglio curva, ho effettuato un piccolo errore, ed ecco che qualcuno entra all'interno dei box, probabilmente sarà De La Rosa Il pilota dietro di te si è appena fermato ai box per montare pneumatici morbidi. Penso che stiano per effettuare uno stint breve. hanno montato dei pneumatici morbidi, hanno probabilmente in mente una sorta di strategia diversa. Tanto un incidente ragazzi, incidente all'interno del primo settore, qualcuno... 6-8 posizioni più avanti del previsto. Continua così. Non molliamo, ma a quanto pare ragazzi una sorta di incidente al primo settore, qualcuno è andato a sbattere contro il muretto principale del circuito di Valencia. Infatti ci sono state delle bandiere gialle, dei rottami probabilmente nel primo settore, stiamo attenti a non effettuare sorpassi, anche se sarà molto difficile perché troviamo sempre questa dannata curva, maledizione, questa curva non la sopporto, mi devo concentrare ogni volta che l'affronto. La vettura che ci segue è inferiore a un secondo. Fai attenzione. Attenzione a Felipe Massa che tenta il sorpasso, tenta di utilizzare il DRS, siamo nella sezione adeguata per l'utilizzo, guadagna notevoli decimi di secondo, ma a quanto pare è molto lontano dalla nostra posizione ed è costretto a rientrare. Adesso ragazzi sarò costretto di impostare nuovamente la nostra strategia di carburante sul medio in modo tale da evitare il consumo e poi in seguito effettuare una sorta di sprint veloce alla fine. Come avete ben potuto sentire Felipe Massa sta montando delle gomme morbide, quindi probabilmente avrà in mente una sorta di strategia diversa dal solito, ed ecco perché ce l'abbiamo sempre incollato come una cozza appiccicosa appunto al nostro fegato. Guardate un po' sempre dietro di noi, 5 decimi di secondo guadagnati rispetto al nostro giro principale, 1,44,889 per quanto riguarda il nostro giro migliore. Chissà chi ha fatto il miglior giro ragazzi all'interno di questo circuito, la quarta posizione però ci va più che bene, siamo notevoli posizioni avanti al nostro obiettivo. Mark Webber inoltre è riuscito a ottenere notevole vantaggio. Qualcuno si è fermato ai box ragazzi, qualcuno si è fermato ai box, vediamo un po' chi è, ecco che sta uscendo direttamente dalla pit lane, vediamo quello che siamo riusciti a fare. Terza posizione probabilmente era Mark Webber che è entrato appunto all'interno del muretto. Abbiamo guadagnato ben 9 posti sul nostro obiettivo pre-gara. Ecco il pilota ragazzi alla nostra sinistra che purtroppo è uscito fuori pista e la sua gara è finita qui. In seguito appena terminerà il nostro Gran Premio, oddio, sono curioso di vedere chi è, ho perso un attimo un attimino di aderenza. 4 giri alla fine, abbiamo impostato nuovamente il motore nella maniera normale, appena arriveremo adesso al 12° giro imposterò il motore al massimo al fine di guadagnare notevole vantaggio. Devi aumentare la distanza dalla vettura che ti segue, è a meno di un secondo, potrebbe usare il DRS. Silenzio in questa curva ragazzi, molto particolare. Ok, adesso ecco che immediatamente Felipe Massa tenta di sgraffignarci la terza posizione, ma io voglio salire sul podio con la medaglia di bronzo. Ecco che tenta un passaggio all'esterno, noi non glielo permettiamo, ma a quanto pare è costretto nuovamente a rimanere dietro, ad usare i nostri bei scarichi Williams. Ok, nuovamente qui all'entrata di questo dannato settore. Benissimo, vedete un po' la pressione dei pneumatici alta come adeguata in queste condizioni, meno male che
Pensiamo che la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. Felipe Massa tenta di guadagnare la nostra terza posizione, proprio il cavallino rampante della Ferrari tenta di guadagnare questa terza posizione per eliminarci direttamente nella classifica, perché non so se avete visto ragazzi la classifica del campionato, siamo davvero di pari passo sia la Williams che la Ferrari proprio alla terza posizione mi sembra, adesso daremo un'occhiata nel momento in cui terminerà la gara, proprio ci stiamo giocando la terza posizione, quindi Felipe Massa cerca di guadagnare immediatamente questa terza posizione perché è proprio utile alla sua squadra per riuscire a rimanere in contatto con la parte alta della classifica. Mettiamo nuovamente la modalità del carburante normale al fine di non consumare tutto quello che abbiamo nel serbatoio. 3 giri alla fine ragazzi, 11° giro, ecco qua infatti incidente, vedete un po' restrizione, perde un pochino di aderenza la Williams, tenta un po' di uscire fuori pista ma a quanto pare si riprende ragazzi, mi devo concentrare nella maniera adeguata, attenzione, bandiera verde, la gara riparte, sto tentando un po' una strategia un po' difensiva al fine di non uscire fuori pista anche perché le nostre gomme adesso stanno iniziando a usurarsi, vedete un po' quelle posteriori sempre per il fatto della barra antirollio, nuovamente all'interno del primo settore, vedete un po' qui quello che siamo riusciti a combinare. Oh, fuori pista un'altra volta, quello che mi sta succedendo non lo so ragazzi, Felipe Massa è riuscito a guadagnare notevole vantaggio, dannazione, andiamo, ole, perfetto, abbiamo ancora un bel po' di DRS, vediamo di utilizzare immediatamente la nostra miscela elevata, dannazione, Felipe Massa tenta di guadagnare posizioni, scusa appunto la nostra posizione iniziale, tenta un passaggio all'esterno ma a quanto pare viene superato da Hülkenberg, utilizzando appunto il DRS si concentra più su una tattica difensiva che offensiva e a quanto pare viene superato. Mamma mia ragazzi che gara, una gara molto ma molto particolare, devo concentrarmi e non perdere più secondi ragazzi, maledizione. È una gara davvero molto complicata come appunto detto prima, non è una delle mie preferite perché i circuiti cittadini con queste barriere laterali non sono appunto di mio gusto. Chissà quale sarà la prossima gara sulla tabella di marcia ragazzi, sono molto curioso di notarla. Questa gara l'ho studiata parecchio ragazzi, soprattutto nelle prove libere, nelle qualifiche, ho cercato di stilare l'assetto nella maniera adeguata. Avevo compilato 2 assetti, il primo assetto era appunto un assetto, questo che vedete adesso, un assetto un pochino più tranquillo e poi ne avevo creato appunto un altro, un assetto azzardato, una sorta di utilizzo in maniera spregiudicata dei pneumatici per guadagnare notevole vantaggio, però a discapito dell'aderenza che era davvero molto ridotta. Ok, procediamo nuovamente all'interno del primo settore, 12° posto, vediamo un po', abbiamo nuovamente Hülkenberg dietro la nostra posizione, non ricordo di che nazionalità sia Hülkenberg, adesso andremo a vedere. Attenzione nuovamente, maledizione questo dannato cordolo davanti a noi sempre che ci fa perdere l'aderenza, vediamo un po' nuovamente all'interno del primo settore con calma. Ok, bandiera verde, la gara riparte, perfetto, nuovamente Hülkenberg dietro di noi, 12° posizione richiesta, 12° giro, diamo un'occhiata al nostro carburante, adesso imposteremo la modalità elevata all'interno del secondo settore. Ok, perfetto, abbiamo migliorato ancora di molto il nostro giro principale, perfetto, dannazione, ecco la curva della morte ragazzi, il tornante pericolosissimo, che miscela elevata, abbiamo ancora circa 300 kW di energia da utilizzare immediatamente ed ecco che qua Hülkenberg tenta il passaggio all'esterno, viene obbligato a passare all'interno ma a quanto pare anche Felipe Massa tenta il sorpasso ed ecco che in frenata siamo migliori e riusciamo a distaccarci. C'è stato qualche incidente ragazzi, ho sentito qualche contatto probabilmente dietro di noi, infatti vedete un po' il serpentone come si è evoluto nella maniera adeguata. Ok, possiamo spingere al massimo con la nostra miscela 1 elevata. Grosjean però questa Lotus quest'oggi vedete un po' alla seconda posizione è riuscita proprio ad andare avanti in una maniera proprio spaventosa. Ok, andiamo. Il gap su Hülkenberg è minimo. Continua a spingere. Non mi farò mai sorpassare, questo ingegnere ragazzi lo sto odiando. Ogni volta che devo esprimere un concetto si mette a parlare e non mi fa appunto completare. Allora vediamo un po', seconda posizione Grosjean, quarta Hülkenberg, chissà dove è finito Grosjean, ma soprattutto Grosjean, Maldonado. Si è verificato un incidente nel settore 1, bandiera gialla, non effettuerò sorpassi, ma probabilmente anche loro non ne dovranno effettuare. Molta concentrazione all'interno di questo primo settore ragazzi, ok, con calma. Abbiamo migliorato ancora la nostra il nostro risultato finale. Ok, eccoci al primo settore, incidente, restrizione ovviamente, sorpassi vietati. Ok, guadagniamo un pochino di vantaggio. È strano però che non è entrata la safety car ragazzi, io l'ho abilitata, ma ho abilitato anche la probabilità di pioggia all'interno di queste gare. Probabilmente siamo stati fortunati, non saprei. Ok, vediamo un po', ancora Hülkenberg dietro di noi, vediamo un po'.
Fai attenzione alla vettura dietro di te, a meno di un secondo di distanza. Potrebbe cercare di sorpassarti. Maledetta, azionando il meno un DRS. secondo di distanza. Intanto abbiamo guadagnato un altro secondo importantissimo, proprio ci servirà come il pane per difenderci all'interno di questa ultima sezione. Maledetto questo rettilineo molto pericoloso. Hülkenberg dietro di noi tenta un passaggio all'esterno, ha una velocità nettamente superiore alla nostra. Con quel maledetto alettone posteriore riesce a guadagnare circa 20 km orari, ragazzi, che davvero fanno a queste enormi velocità. Ok, vediamo un po' nuovamente all'interno del secondo settore quello che riusciamo a combinare. Vediamo un po' Alonso, intanto giro veloce. Complimenti alla Ferrari che sta effettuando davvero delle notevoli gare, tipo 1.41 e 212, è più veloce di noi addirittura di 3 secondi, ma soprattutto perché io non mi sto impegnando nella maniera adeguata, voglio mantenere la mia posizione piuttosto che rischiare, quindi sto evitando eventuali accelerazioni accattivanti ed evitare particolari entrate in curva che potrebbero farci uscire fuori pista. Ok, vediamo un po' innanzitutto i nostri pneumatici. Ho paura adesso all'ultimo giro, ragazzi, di bucare una gomma, visto che stiamo davvero facendo un'ottima gara. Attenzione. Benissimo, però volevo che il nostro caro compagno Maldonado fosse un pochino più competitivo, magari essere un pochino più presente all'interno delle prime posizioni. Devo un pochino studiare la tattica del carburante, ragazzi, perché adesso ho visto che ho un pochino di carburante che mi è rimasto, vedete un po' all'interno del serbatoio abbiamo ancora carburante più un giro. Avevo la possibilità di sfruttare la miscela elevata ancora per qualche giro, devo ancora imparare come sfruttarlo nella maniera adeguata, questo dannato carburante. Ok, rimangono ancora circa 4 km per la nostra gloria, ragazzi, ancora un altro terzo posto, un altro bel podio da mettere in cassa, una bella coppa di bronzo da mettere all'interno del nostro bello scaffale, soprattutto altri 12 punti, anzi 10 punti necessari per la nostra scuderia. Ok, nuovamente al tornante della morte. Abbiamo perso ben 3 decimi di secondo e ancora Hülkenberg adesso all'ultimo settore prima dell'utilizzo del DRS. Eccolo qua dietro di noi, abbiamo notevole energia cinetica da utilizzare, non so se basterà per salvarci le chiappe da questo eventuale sorpasso all'esterno. Fernando Alonso intanto riesce a guadagnare notevole vantaggio vincendo la gara di Valencia. Stefano Domenicali dovrà scrivere un ottimo articolo sulla prestazione di questo fantastico atleta che, come potete ben vedere, si è distinto quest'oggi. E vediamo un po' Grosjean, riesce a finire la gara insieme a lui. Abbiamo 2 minuti per terminare il tutto, ma ovviamente siamo al terzo settore, a breve terminerà la nostra gara. Una gara davvero molto sofferta, ragazzi, per quanto riguarda la nostra posizione. Il nostro ingegnere è dannato che prima o poi gliela spegnerò questa dannata voce, perché davvero non mi fa completamente parlare. 417 decimi di secondo, anzi 4 decimi di secondo il nostro Hülkenberg da noi, sempre molto vicino. Proprio abbiamo sempre questi dannati piloti dietro di noi che non ci lasciano stare un attimo in pace, come potete ben vedere. Vedremo un po' adesso di affrontare nella maniera adeguata l'ultimo tornante. Eccoci qui, abbiamo attenzione, attenzione, ci hanno toccato forse nelle retrovie, attenzione, vediamo un po' se abbiamo effettuato qualche danno, probabilmente no. Perfetto, completiamo direttamente la gara di Valencia. Il nostro Vanelgel alza le mani al cielo completando la terza posizione, abbiamo completato ovviamente il nostro obiettivo, mentre Pastor Maldonado è riuscito a perdere notevoli posizioni arrivando alla 16ª. Vedete un po' la nostra Williams quest'oggi sgargiante al terzo posto, 15 punti, vediamo il nostro ingegnere. Ottimo terzo posto, congratulazioni. 15 punti per la nostra scuderia, avevo ragione. Vediamo un po' Nico Hülkenberg alla quarta posizione con 12 punti, quindi Fernando Alonso, Romain Grosjean con la Lotus. Ovviamente questa Lotus anche in questo campionato si sta dimostrando molto più complicata del solito. Vedremo inoltre Michael Schumacher 11ª posizione, in seguito la Sauber di Kobayashi riesce a guadagnare notevoli 6 punti per la sua scuderia, mentre Felipe Massa, vedete un po', alla quinta posizione con 10 punti. Il nostro Pastor Maldonado mentre lo ritroviamo alla 16ª posizione, che non riesce a completare il tutto. Vedete un po' anche Lewis Hamilton 20ª posizione, è colui che ha investito, anzi 3 piloti che hanno investito, hanno effettuato determinati incidenti, sono stati appunto Kimi Räikkönen, purtroppo Perez che appunto era dietro di noi, vedete un po' sarà finito fuori pista, e anche Timo Glock che non ho visto più dai primi attimi della gara. Comunque Lewis Hamilton, vedete un po' che la McLaren quest'oggi non è riuscita a ottenere granché. Vedremo adesso un po' la classifica costruttori, campionato piloti. Hai mantenuto la quinta posizione. Ci troviamo alla quinta posizione, 77 punti, 84 Jenson Button. Ci troviamo molto vicini alla McLaren, ragazzi, alla Vodafone Mercedes, mamma mia, e anche molto vicini a Sebastian Vettel. Ovviamente non siamo neanche tanto lontani a Fernando Alonso, può succedere ancora di tutto, siamo ancora all'inizio del campionato. Per quanto riguarda la sezione costruttori, la Williams si ritrova addirittura davanti alla Lotus con 106 punti e 77 punti di distacco dalla McLaren, che quest'oggi ha subito una sorta di fardello al cuore, perdendo appunto il suo pilota
nota migliore, ovvero Lewis Hamilton alla 20ª posizione. Vediamo un po' il nostro Van Helgen, che quest'oggi anche dopo notevoli errori alle prime curve, notevoli errori di tensione, è riuscito ad alzare le mani al cielo, questi fantastici guanti addirittura firmati Williams, ed ecco il nostro team, il nostro caro giapponesino, addirittura i nostri meccanici inglesi che ci hanno consentito di guadagnare questi 15 punti notevoli. Prossimo Gran Premio, vediamo un po', probabilmente Gran Premio del vediamo un po', Regno Unito, Gran Bretagna. La prossima volta giocheremo in casa e veramente, ragazzi, mi concentrerò per ottenere la prima posizione e vincere la gara di Gran Bretagna, ovvero in casa. Vediamo un po' ancora Maldonado, compagno, prima guida, vediamo un po' di arrivare adesso a fine campionato. Vediamo innanzitutto come possiamo dire, la gara a Silverstone, quello che accadrà. Vediamo un po' di nuvole, quindi probabilmente ci sarà, speriamo, magari un piccolo temporale, magari per alimentare un po' la tensione, e vedete un po' che i risultati, anzi necessari requisiti a fine gara, sono sempre più competitivi. Quinto posto la prossima volta è necessario per ottenere quindi vantaggio. Spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un commento, magari un voto. Ciao a tutti, ragazzi, da Van Helgen, ovviamente dalla nostra cara Williams. Ciao a tutti.